Si susseguono gli ospiti qui nello spazio del Soave, siamo sempre a Vinitaly, seconda giornata e siamo in compagnia con il professor Carlo Duso dell'Università di Padova. Perché? Perché la ricerca è importante, direi fondamentale, perché un settore come quello enologico, vitivinicolo ha bisogno sempre di andare avanti e naturalmente la ricerca lo può aiutare e le ricerche dell'Università di Padova sono fondamentali, ricerche in cui appunto il Consorzio di tutela del Soave è partner. Certo, noi siamo entomologi e siamo interessati a risolvere delle problematiche relative a due insetti invasivi, cioè due insetti che arrivano da altri continenti e che stanno creando qualche preoccupazione allarmante e in qualche caso anche di impatto economico. Mi riferisco alla cicalina americana Erasmonera vulnerata e alla cimice asiatica Aleomorpha alis. La prima è arrivata in Europa nel 2004, la seconda in tempi più recenti, entrambe possono colonizzare il vigneto. Noi vogliamo capire fino a che punto queste specie impattano dal punto di vista economico, come si comportano e magari se i nemici naturali dei nostri territori riescono a opporsi a questa avanzata. Come si usa dire, no? La lotta biologica? Lotta biologica, siamo nel pieno delle ricerche in lotta biologica, in lotta integrata, oggi protezione integrata, ma i concetti sono sempre questi, sono quelli che insomma sono i pilastri, se vogliamo, della produzione sostenibile in viticoltura e purtroppo, nonostante da 30 anni circa si stia facendo un ottimo lavoro sul piano della difesa, diciamo così, sostenibile in viticoltura anche nel territorio del Soave, l'avanzata di questi insetti che provengono da altri continenti può andare a mettere in difficoltà delle certezze che i viticoltori avevano acquisito nel corso di questi anni. Quindi abbiamo capito come è fondamentale il ruolo della ricerca e il ruolo dell'Università di Padova, che è sempre vicina ai consorzi di tutela, e ringraziamo il professor Duso per questo lavoro. Grazie professore ancora. Grazie.